Allora, diciamo che adesso sei live, pure tu dovresti. Oh, live da una macchina. Ok. Mo il problema è capire se va tutto bene. Vabbè, noi iniziamo ad andare, poi eventualmente se si stacca. Allora, aspetta un attimo, a parte staccarsi. Allora, a questo punto io farei così. Ok, perché mi sembra inutile metterlo alto. E no, volevo un attimo dare un'occhiata, Andrea, al... Aspetta. Parla un po'. Salve, prova a stassare. Ok, Salve, prova a stassare. non mi sembra male. Ok. Allora, ok, questa è una cosa molto positiva, tra l'altro. Che potrebbe essere una buona alternativa. Ma riesci a girare il telefono al contrario? No, lascia stare. Lascia stare. Perché in realtà qua condividi schermo, aggiungi persone, no, va bene, allora. Live da ora. Sì. Ti avevo perso. Stanno pure in macchina, per adesso prende. Allora, iniziamo pure. Oh, Salvio. Allora, oggi è una super prova, io. Andrea. Non lo vedi, sai? Andrea sta in videochiamata? No, era in videochiamata. Ottimo. ottimo ragazzi, ottimo. Allora, intanto, eccolo qua. Aspetta, sa che purtroppo oggi è un po' un problema praticamente. Oggi è un po' un problema perché Andrea ha beccato un incidente sull'asse mediano e non riuscirà ad arrivare in tempo qua e quindi siamo partiti e stiamo andando a fare la live con la videochiamata su WhatsApp, che cosa che non sta funzionando a quanto pare perché diciamo non si collega. Quindi ci stiamo provando. Si stacca. Ma perché? Aspetta, ma chiamare, aspetta. Perché non funziona? Allora, perché giustamente. Allora, proviamo a fare così. Non adesso perché naturalmente, ragazzi, adesso partiamo subito. Ok, riproviamo. Sto provando a far collegare Andrea, cosa che non è facile a quanto pare. Il telefono non è connesso, ma il telefono è connesso. Gesù. Allora. Fra, non so che dirti onestamente, non so che dirti. Sei a 15 fps addirittura. No, ragazzi, sto facendo la live come la faccio sempre. Adesso va meglio perché il problema probabilmente era che stavo provando a fare la videochiamata con WhatsApp poi.
Questo era il pro principale. Faccio la chiamata. Ditemi se va meglio. Ho chiudo anche Andrea, sa, cazzo. No, ok. Allora vediamo. Ok, non si può fare in questo modo. Va bene, va bene. No, aspetta, ho chiuso anche WhatsApp perché tenevo anche WhatsApp aperto. Sto chiedendo un po' di situazioni in modo che magari la situazione migliora un attimo. Ok, io faccio nel frattempo così. Ok. Facciamo così. Andrea. Andrea, mi senti? Ok. Allora, diciamo che sei in live dal telefono. Non mantiene. Esatto, non mantiene. Quindi praticamente ti ho fatto la videochiamata col telefono. Se si sblocca la cosa arrivo e la facciamo live, continuiamo così live. Però dite la verità, non vi aspettate questa genialata, cioè, così a volo. Comunque, allora io direi bentornati. Siamo un po' come imprevedibili. Esatto, siamo totalmente imprevedibili. Intanto, bentornati su Calcio Espresso, ragazzi. In questa nuova puntata del caffè del lunedì. Purtroppo, naturalmente, io continuo ad andare a scatti perché evidentemente la mia connessione stamattina fa cagare i morti. Questa è la verità. E tra l'altro io il telefono, cioè la cosa assurda, Andrea, è che io contesto col 5G, cioè non sto con... infatti prima va bene, secondo me è la connessione che salta completamente, perché io ce l'ho la connessione. È la mia connessione che fa cagare, ma la mia connessione wifi, Mi si sente dal computer? Sì, come, sicuramente, penso di sì. Vabbè, sembra leggermente più stabile, ragazzi. Bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso. In realtà il caffè me l'ha già bevuto per l'esaurimento nervoso di stamattina, quindi va bene così. Io me ne berrò 3 o 4 quando uscirò dal traffico. Esattamente. Tra l'altro, Andrea, in generale ti aspetto a prescindere. Esatto. Puntata difficile, onestamente. Si vede e si sente bene, si è stabilizzato tutto finalmente, perfetto. Allora, direi puntata abbastanza difficile quella da fare oggi, onestamente, Andrea, non so che ne pensi. Ma sì, puntata abbastanza difficile anche perché l'amarezza c'è, il dispiacere c'è, però non c'è nulla di pesso, nel senso che i jolly che potevamo giocarci ce lo siamo giocati. Io mi aspettavo che il jolly potevamo giocarcelo contro il Parma, ma più che altro è il pareggio per come è arrivato, perché arrivare come doccia fredda all'86esimo, un colpo di testa in cui il Genoa nel secondo tempo ha fatto poco e nulla, così un fulmine a ciel sereno arriva il pareggio, ti lascia un po' così interdetto. Sì, anche perché scusami, cioè, è stato praticamente un cross così come dire, un pallone buttato al centro, una lisciata di Billing e Olivera insieme, in realtà una palla che 9 volte su 10 viene presa dalla difesa, parliamoci chiaro. Sì, là devi anche mettere in conto che Vasquez ha preso i jolly anche lui, perché l'ha messa dove Meret, incolpevole secondo me sul secondo gol, non poteva arrivarci, poteva fare poco e nulla, cioè l'ha messa proprio là dove non ci si poteva arrivare. Meret, seppure forse si muove un po' in ritardo, ma la palla non la vede proprio perché Billing copre proprio il momento esatto in cui Olivera e Vasquez vanno in contrasto, quindi lui parte pure in ritardo, quindi è normale che non ma assolutamente, infatti un po' di più sul primo gol poteva fare qualcosa in più, quello sì. Forse
cazzo, è stata una doccia fredda. Forse un po' sì, ma come dice Salvio, lento e prevedibile, diciamo il cross dove bastava andare sull'uomo più che sulla palla. Lì Olivera deve solo andare in interdizione, cioè su questo sono d'accordo, nel senso che in difesa siamo stati un pochino molli su quel cross. Ma qua si vede la differenza tra un difensore che fa il centrale e un difensore che non fa il centrale, purtroppo. Diciamo che purtroppo in questi casi, per esempio, l'assenza di Buongiorno, anche dello stesso Juan Jesus, naturalmente si è fatta sentire. Allora, onestamente, questo potrebbe essere un argomento che si può approfondire. Io, onestamente, in partite del genere non capisco, con tutto che tu pensi che l'esperienza in Marino non c'è, però hai un difensore centrale di ruolo, io lo metto, a prescindere. Cioè, sono le ultime 2 partite, io ti metto il difensore centrale. Ma che sia Marino inesperto, che sia Marino giovane, ma perché questi episodi qua te li risolve un difensore centrale, non te lo risolve Olivera, che con tutto il rispetto sta facendo anche benissimo da centrale, ma non è il suo ruolo, anche perché lui gioca nell'Uruguay come terzo in difesa, non il centrale di una difesa a 4. Lui gioca con una difesa a 3 nell'Uruguay, non così. Quindi, dice Salvio, non accetto giustificazioni sull'altezza di Olivera perché il Medel è dal suo 1,50 quel gol non lo prende, perché lì è una questione di cattiveria, effettivamente. È cattiveria diversa, sono giocatori diversi purtroppo. È una questione di cattiveria, sono d'accordo. Olivera non è Medel è un mastino, su quelle palle non le fa proprio arrivare, anzi Olivera d'esperienza va sull'uomo ma non va sulla palla. Cosa tra l'altro, altra cosa su cui sono d'accordo che ha detto tra l'altro Salvio, dice che al cambio di Raspadori ha lanciato un urlo. In realtà anche io, diciamo, l'ho lanciato, nel senso che non ho tanto capito. Sta passando l'ambulanza, Andrea? Ok, anche io onestamente diciamo è un cambio che ho poco capito, quello di Raspadori e Billing, nel senso che tatticamente l'ho capito perché si voleva andare a cercare di più di difendere o comunque anche sulle palle alte, no? È ironica la cosa perché poi abbiamo preso quello da colpo di testa, tra l'altro il primo gol preso dal Napoli su colpo di testa in tutto il campionato, quindi la cosa è veramente, veramente ironica, però Raspadori stava facendo veramente, veramente troppo bene, cioè era il giocatore che stava spaccando la partita e lui lo è andato a togliere per cercare di dare centimetri chiaramente al centrocampo e alla difesa. Secondo me si poteva provare a fare qualche scelta diversa, però chiaramente è anche facile dirlo dopo, anche se io l'ho detto effettivamente anche durante la partita. Infatti ero convinto, quando avevo visto Billing prepararsi, ero convinto che ci sia Vissà, che per quanto mi riguarda ieri ha fatto una partita di merda, no, quasi completamente nullo. È mancato tantissimo al centrocampo, ma proprio errori tecnici, ne ho visti a bizzeffi in partita, è un cambio che divide, cioè nel senso è capibile e per certi versi, ma non capibile per altri versi. È capibile perché tu, come hai detto te, vai ad aggiungere dei centimetri e cerchi un po' di più di fisicità al centrocampo, però in questo caso cosa succede? Succede che togli quello spauracchio che è Raspadori, che fra le linee ti poteva dare un po' più di brio, un po' più di imprevedibilità all'interno dalla tre quarti in poi. Ma infatti, scusami, vai centro e lasci solo Lukaku là davanti. Infatti Andrea, come dice Salvio, su cui sono assolutamente d'accordo, dice si è solo creata una voragine a centrocampo, non c'era più raccordo, il che è vero sostanzialmente, il che è assolutamente vero. Ma infatti questa cosa qua ti fa capire proprio il cambio successivo con Neres. Assolutamente, vabbè. Nuovamente quel raccordo fra centrocampo, esterni e attacco. Ma attenzione, il cambio con Neres, cioè lui ha fatto entrare poi Neres perché il Genoa ha pareggiato, ma in realtà era pronto un gong per sostituire Politano, per continuare a giocare come stavamo giocando, perché era pronto un gong, Andrea stava anche senza la casacca, senza la pettorina. Poi abbiamo preso gol e lui ha fatto entrare Neres perché gli serviva un giocatore chiaramente un po' più imprevedibile davanti, ma purtroppo era troppo tardi, anche se comunque qualche piccola occasione l'abbiamo avuta pure sul finale.
Allora, purtroppo con i secconi in mano non si arriva a nulla, però io ti chiedo, invece di mettere Billing per Raspadori, quindi da un centrocampista per un attaccante, ma io avrei lasciato lo stesso assetto, avrei messo un Gong come seconda punta. Io avrei messo, esatto, e tra l'altro avrei messo al massimo, avrei sostituito, come hai detto tu, Billing per Anghissà, perché Anghissà, con tutto il bene, al di là di tutti gli errori tecnici che tu hai detto e tutto, ma era, allora, ieri mi sembrava molto indolente, molto in una di quelle partite in cui lui non fa totalmente la differenza, anzi rischia solo di fare danni. E questo è il problema. Lui girava in mezzo al campo, sembrava una persona, sembrava che non era fuori dal contesto proprio, Anghissà. E a proposito di scelte opinabili, e questa veramente non l'ho capita, perché rischiare Lobo? Perché? Anche questo non l'ho capito. Questa non l'ho capita onestamente, per quanto io posso capire, cioè amare Lobotka, quindi capisco che è difficile rinunciarsi, però cioè, comunque lui era uscito malconcio dall'ultima partita, si sapeva che non era al 100%, comunque abbiamo Gilmour che secondo me è veramente un calciatore forte, magari non ha l'esperienza di Lobotka, siamo d'accordo, ma perché rischiarlo in questo modo? Anche perché io penso che adesso al 99% l'abbiamo perso per le altre due partite tranquillamente. Bisogna capire il perché non c'è stato nessun trauma contusivo, nessuna distorsione, bisogna capire il perché lui quando è uscito ha sentito dolore nuovamente sulla stessa caviglia, bisogna capire il perché. Bisogna capire. Dice, si parla sempre di un minimo comune denominatore, il fatto è che vedi la scelta sulla famiglia Marina, vedi la scelta di Lobotka, vedi la scelta se vuoi anche di Lukaku, che comunque le partite se le fa tutte quante, Simeone in questo caso Ubambo non so di più, lui Conte si basa molto, forse anche troppo secondo me, sull'esperienza, e l'ha detto anche in conferenza, sull'esperienza che ha dei giocatori fondamentali. Lobotka se aveva dato l'ok, se aveva avuto l'ok dei medici, lui l'avrebbe rischiato, perché in testa sua Lobotka rispetto a Gilmour ti dà più esperienza e più sicurezza in quel reparto lì. Ovvio che la differenza, una volta che è uscito Lobotka e è entrato Gilmour, si è vista nella manovra, però santo Dio, se tu hai anche Lobotka a mezzo servizio, lo stesso discorso è successo anche con Buongiorno. Assolutamente sì, anche, infatti anche Buongiorno. Hai rischiato Buongiorno e hai perso Buongiorno. Ma come tra l'altro la questione poi dei cambi è sempre centrale, è stata sempre centrale quest'anno, perché per esempio pure Salvio dice ma perché bruciarsi l'ultimo slot con un solo cambio? Anche lì diciamo, per quanto io possa, a parte che mancavano come al solito 4-5 minuti alla fine della partita, vabbè lasciamo stare. Però ormai questa cosa diciamo ci stiamo quasi abituando, però devi fare l'ultimo slot, hai appena preso il pareggio, capisco che Lukaku ti può aiutare, ma fai un po' di cambio, comunque Lukaku era morto, cioè tanti giocatori erano stanchissimi, metti gente fresca, provala a vincere sta cazzo di partita, tanto ormai eravamo arrivati all'ultimo secondo sostanzialmente. Però sai, sull'ultimo slot io ti dico anche, oltre Simeone, che quindi fai ruolo per ruolo, ma chi metti? Nel senso, per me poteva anche entrare Okafor e Ngonghe. Io ti dico... Il problema è che nella testa di Conte, Okafor e Ngonghe non sono giocatori che possono cambiare la partita, quindi oltre Neres, ma chi mette? Andrea, io sarei passato 4-3-3 però se mi permettete, perché siamo rimasti col 3-5-2. Sono d'accordo, io sto parlando se fossi io Conte, con il pensiero che ha Conte, pure io Andrea sarei passato un 4-3-3 sti cazzi. O anche 4-2-3-1, o anche 4-2-3-1, perché togli, che ne so, togli a quel punto c'hai anche Billing in campo, in realtà 3 centrocampisti ce le hai, più McTominay, che cacchio ne so, togli Anghissà, metti a 2 a centrocampo, metti McTominay trequartista, inserisci, che ne so, 2 ali e ci provi. Ma ti dico, io tolgo Anghissà, metto Simeone, faccio 4-2-4. Poi magari lì può essere anche entrato in gioco la questione mentale di dire ok, potremmo vincerla, però rischiamo anche di perderla con una ripartenza e poi diventa peggio, questo indubbiamente. Infatti di base ci sta come ragionamento, ripeto, noi dobbiamo trovare anche un equilibrio fra noi stessi, nel senso che fra noi tifosi
nel senso che comunque non è nulla perso e comunque siamo sempre avanti di un punto con 2 partite alla fine del campionato. Il problema dove si pone? Il problema si pone che tu il Zolli te lo sei giocato in una partita in casa contro il Genoa, che alla fine della fiera non ha nulla a che vedere più al campionato, mentre invece tu devi giocare le altre 2 partite, le ultime 2 partite contro Parma, che ha perso l'ultima e quindi è mischiata nella lotta salvezza, e il Cagliari, che nessuno si ricorda il Cagliari, rompe il cazzo sicuramente perché è storica la rivalità che hanno loro cagliaritani con noi napoletani a livello di tifoseria, e 2, il Cagliari non sai se si è salvato o meno l'ultima giornata, quindi il giorno te lo potevi giocare in quella partita là. Assolutamente, ma a proposito... Non ci dimentichiamo però che l'Inter da canto suo deve giocare contro la Lazio. Sì, ma infatti sì, deve giocare contro la Lazio, deve giocare contro e deve giocare contro il Como all'ultima giornata, che tutti dicono vabbè, ma il Como passeggerà a Como. Non mi sembra che il Como abbia fatto sconti a tutti quanti, insomma, ogni volta che le squadre sono andate a giocare lì, quindi diciamo è tutto ancora da vedere. L'unica cosa che volevo dire, cioè Andrea, ma vogliamo parlare dell'aggressività del Genoa, diciamo, per tutta la partita? Giusto, per carità, che il Genoa si giochi la partita, però è incredibile. La stessa aggressività che non ho visto nel Torino. È incredibile, diciamo, ci sono determinate differenze che a volte fanno sorridere. Più che altro è chiaro che non siamo qui a parlare di complottismo, di squadre che giocano la partita della vita contro noi e contro gli altri no, però è stato incredibile, cioè il Genoa ha fatto una partita allucinante dal punto di vista fisico. Io diciamo, non è che non riesco a capire, mi sembra solo incredibile, però magari è solo un fattore di percezione, no? Come dire. Sì, oddio, non voglio fare, come hai detto tu, non voglio fare il complottista, per l'amor di Dio, però ci sono squadre che secondo me affrontano determinate partite in un modo e altre squadre che le affrontano in un altro, con la giusta ragione, cioè il Genoa ha fatto la sua partita e cioè nulla non stiamo parlando di che il Genoa si deve scansare o quant'altro. Assolutamente no, però ci sono anche le altre squadre che potevano fare lo stesso. E vedi Verona, vedi il Torino, dai. Assolutamente. È emblematica l'Udinese. È morto. Quindi non si parla solamente non si parla solo della lotta a scudetto, ma proprio anche di partite che non hanno più nulla a che vedere col campionato. I giocatori staccano la spina, ma non è normale sta cosa. Assolutamente non è normale. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che ieri il Genoa ha schierato i ragazzini di 17 anni titolari? No, come? Non ci rendiamo conto. Forse è stato più quello, esatto, forse quello è stata la questione del perché hanno giocato in questa maniera così aggressiva, perché chiaramente ragazzini giovani che vogliono dimostrare, naturalmente sono andati a 200.000 all'ora per cercare insomma di dimostrare di poter stare in Serie A o di poter giocare a certi livelli. Forse questo è chiaramente un fattore. È stato un fattore. Lo stesso gol del pareggio, che poi alla fine è un autogol. Io ti dico, non mi appiglierei neanche su questi, tra virgolette, alibi. No, ma no, era così per parlare. Cioè, la partita purtroppo è andata così, ricordiamo che ci sono sempre... Bene, Andrea penso si stia muovendo, ragazzi. Comunque stavamo dicendo che la partita naturalmente è andata così ed è chiaro che non è il caso di appiarci a questi alibi, ma era giusto per fare in realtà per provocare un pochino, no? Per parlare e per cercare di provocare e dire che comunque determinate squadre si giocano alla morte tutte le partite, come in realtà stiamo dicendo anche il Como e anche la Lazio se la giocheranno contro l'Inter, così come lo farà il Parma che si deve salvare e così come lo farà naturalmente il Cagliari all'ultima giornata. Vediamo se riusciamo a ristabilire la connessione con Andrea. Vediamo un secondo perché Andrea in realtà stava arrivando
Vediamo se ci riusciamo. Proviamo, in realtà potrei fare così, in modo che Andrea mi vede. Faccio così. Vediamo un attimo, ragazzi, purtroppo giornata complicata. Ok, Andrea non mi risponde. Interessante. Che mi rispondono? Comunque, ragazzi, detto ciò, nell'attesa che Andrea magari ci risponda, o ci risponde, ci siamo giocati i jolly, ragazzi, come dicevamo prima, e ci siamo giocati i jolly nella partita, diciamo che nella partita non peggiore, però in una delle 3 partite, diciamo tra le 3 partite era quella dove era meglio, l'hanno fermato i vigili, può essere. Diciamo era meglio provare a vincere naturalmente ieri, infatti in realtà anche Conte, anche Politano, anche Raspadori hanno detto ieri bisognava naturalmente cercare di vincere a tutti i costi, non ci hanno provato ma niente è perduto perché chiaramente mancano 2 partite, se li si vincono entrambe diciamo sostanzialmente oggi non sarebbe successo niente. Mi soffermerei per quanto riguarda la partita di ieri, ragazzi, al di là dei cosiddetti alibi che alla fine diciamo non sono alibi del Genoa che ha giocato fortissimo e di altre situazioni, mi soffermerei però in realtà su una cosa che mi ha fatto un po' pensare di quei 10-15 minuti del primo tempo in cui il Genoa ci ha messo alle corde, che veramente diciamo secondo me lì c'è stato il problema grosso, perché poi è chiaro che quel gol nel secondo tempo, la palla spiovente, cioè tu la situazione la puoi beccare sempre, però quei 10-15 minuti non mi sono minimamente piaciuti perché come al solito siamo andati in vantaggio, la partita si era sbloccata, le situazioni potevano migliorare, il Genoa naturalmente ha iniziato ad attaccare, noi in realtà ci siamo chiusi senza riuscire mai ad uscire. Eccolo qua Andrea. Oh Andrea. Col viva voce direttamente. Stavo dicendo, vabbè, vedi Andrea in viva voce adesso senza, senza video. Stavo dicendo Andrea che praticamente mi stavo soffermando su quei 10-15 minuti del primo tempo dopo che siamo andati in vantaggio dove il Genoa ci ha cominciato a mettere alle corde e poi è arrivato al pareggio. In realtà di tutta la partita sono stati momenti che mi sono piaciuti molto molto di meno. Perché non vorrei dire che l'abbiamo pareggiata lì la partita, ma quasi. Non so se mi spiego, perché siamo stati veramente messi sotto pressione in maniera un po' eccessiva, considerando appunto che attaccava il Genoa e non il Barcellona, per capirci. Come mi senti? Sì, ti sento, stavo sentendo. E quindi questo, diciamo, nel senso che stavo cercando di parlare un po' dei momenti della partita, questo momento qua veramente non mi è piaciuto perché, ripeto, secondo me gran parte dei problemi della partita di ieri stavano in quel momento là, in un momento in cui siamo andati totalmente nella paura, secondo me. Non so tu cosa ne pensi. Infatti io credo che nella partita ci sono state più partite. Quando c'è stata quella traversa di Pinamonti, credo che sì, siamo entrati un po' nella paura, Sì. ma anche dopo il gol, anche stesso dopo il gol, c'era stata quella reazione, si aspettava solamente il fischio finale del primo tempo per ricaricare le energie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi siamo rientrati nel secondo tempo un po' più con un po' più di verba naturalmente, perché avevano recuperato un po' di energie psicologiche, naturalmente bisognava attaccare perché stavamo pareggiando e poi siamo riusciti a ritornare in vantaggio con un gol spaventoso di Raspadori, secondo me, perché quel gol è spaventoso, ragazzi, sotto tanti punti di vista. Un giocatore che continua ad essere ingiustamente criticato e che continua in realtà a segnare gol pesantissimi che purtroppo ieri non è stato pesante come speravamo, ma ci è andato molto vicino diciamo, ad essere determinante. No, doveva essere determinante. Era determinante. Il gol di Raspadori è il giocatore dei gol importanti. Purtroppo è stato tutto vanificato.
Purtroppo sì, purtroppo sì. Come dicevamo, ragazzi, in realtà niente è perduto, e adesso bisogna approcciare queste ultime due partite con una cattiveria, secondo me, diversa. Questo è un poco quello su cui voglio battere, perché non che non sia stata approcciata bene la partita di Genoa, però avere quella paura che abbiamo sentito anche noi tifosi, no? Da parte dei giocatori in corpo, secondo me ci fa solo male. Cioè, bisogna approcciare le ultime due partite con cattiveria, andare lì, giocarsi il tutto per tutto, perché veramente tanto. Poi diciamo, arrivati a questo punto è normale che tu dici sì, ma se lo perdiamo farà malissimo. È vero, ma è pur vero che a settembre, ad agosto, nessuno pensava di essere a questo punto, cioè in questa posizione, a questo momento del campionato. Ci avremmo messo tutti la firma per essere in questa posizione, in questa situazione a fine campionato, quindi adesso bisogna giocarsi il tutto per tutto e provare a portare a casa un risultato che sarebbe pressoché veramente storico, cioè nel senso quantomeno incredibile, magari non a livello di miracolo e di capolavoro e di qualsiasi cosa dicono tutti i giornali e media, ma quantomeno incredibile per tanti motivi. Scusami, sai che cosa che mi preoccupa? Noi siamo come ho sempre detto, noi siamo una tifoseria troppo emotiva, è troppo lunatica, cambiamo troppo i nostri pensieri, o c'è l'ottimismo o si passa subito al pessimismo. Quello che mi preoccupa è proprio la gestione di un'eventuale perdita dello scudetto a 2 giornate dalla fine. Ma allora, posso capirla come cosa, devo anche dire. Positivamente un secondo posto a 2 giornate alla fine, che fino a 3 giornate alla fine eri a 3 punti. Allora, non lo puoi mai prendere positivamente questa cosa, perché è chiaro che tu dici porca puttana, eravamo davanti e si poteva fare di più. Una tifoseria che filosoficamente anche negli anni, anche fra 3-4 mesi, te la porti dietro questa cosa, te la porti dietro, e non solo la della tifoseria, anche i giocatori. Sicuramente, però paradossalmente questa psicologicamente per giocatori come, non dico Di Lorenzo, ma non so, comunque giocatori che c'erano anche l'anno scorso, io penso possa essere una batosta più forte rispetto al 10° posto dell'anno scorso. Ma potrebbe essere, tra l'altro, cosa che comunque ancora deve capitare, speriamo che non capiti naturalmente. Questo è il motivo per cui secondo me, a prescindere, si stanno già muovendo Manna e De Laurentiis alla fine. Io sono convinto di questa cosa, qualsiasi cosa accadrà, per incominciare o comunque iniziare o finire una rifondazione, diciamo, della squadra che è necessaria. Cioè, questo è il motivo per cui, a prescindere da tutto, speriamo che le cose vadano come preghiamo tutti che vadano, che giocatori tipo, che ne so, Anghissà, probabilmente è il caso che appunto partano, proprio perché ormai diciamo emotivamente non sono più in grado di reggere determinate situazioni, perché secondo me a un certo punto entra anche questo in gioco, Cioè, non so se mi spiego, però detto ciò, mi sono perso, lo sai, perché che cazzo volevo dire? Vabbè, volevo sottolineare che comunque anche per quanto riguarda la tifoseria è pur vero che, per esempio, a fine partita, nonostante un pareggio un po' amaro, un pareggio che nessuno si aspettava, in realtà i tifosi poi comunque hanno applaudito e hanno incitato i giocatori lo stesso, che comunque è un piccolo segno di maturità sotto determinati punti di vista. Poi, come al solito, a volte rischiamo di rendere la cosa più catastrofica di quello che è. Siamo avanti ancora di un punto. Gli ultimi due si giocano contro Parma e Cagliari, che è vero che chiaramente lottano per la salvezza, insomma, e quindi daranno, tra virgolette, fastidio, come giusto che sia, come dovrebbero fare